Limiti agli orari di apertura e funzionamento per sale e punti gioco uguali in tutto il Veneto, a disporlo la Giunta regionale del Veneto. Noi abbiamo individuato 3 fasce di orarie, che sono le fasce che in base al tavolo tecnico con i responsabili dei SERD, ma anche con gli amministratori locali abbiamo individuato, e quindi 7, 9, 13, 15, 18, 20, perché vanno a colpire le fasce più vulnerabili, più sensibili, i giovani, le persone anziane, i disoccupati, le persone che escono dal lavoro. I 3 stop che entreranno in vigore in tutto il territorio regionale sono pensati per scoraggiare il nomadismo dei giocatori da un comune all'altro e per rinforzare il potere delle singole amministrazioni comunali. Resta inteso che valgono le altre ordinanze che i comuni hanno fatto rispetto a aperture. Quindi questo è qualcosa in più alle ordinanze che già i comuni hanno fatto e che sarà uniforme su tutto il territorio veneto. Il Veneto è la terza regione in Italia per volume delle giocate, con una media di 1.244 euro per residente, dai neonati ai centenari, piaga sociale che nell'ultimo anno ha inghiottito più di 6 miliardi di euro. Il provvedimento della Giunta passa ora all'esame della quinta commissione consiliare per il parere in vista della sua approvazione definitiva.